Questa trasmissione è offerta da Bar Trattoria da Gardo. Telespettatori Telefriuli, ben trovati, benvenuti al punto anche al sindaco di Maiano, Elisa De Sabata, la prima cittadina di Maiano. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuta. Allora, sindaco non a tempo pieno, ma mi pare che lavora nella pubblica amministrazione, quindi praticamente tra lavoro nella pubblica amministrazione e sindaco, ha fatto anche 10 anni di assessore, eccetera, insomma mi pare che sa la materia che cos'è. Bene, allora parliamo subito della situazione generale di Maiano nel suo complesso. È una cittadina molto importante per tanti motivi, no? Allora, Maiano è sicuramente una delle cittadine più importanti, quantomeno della zona collinare. Ha avuto col Covid dei momenti difficili, sicuramente come tutti. E diciamo che in questo momento, soprattutto dopo l'estate, la situazione va migliorando e questo è indice anche della forza delle persone, della cosiddetta resilienza che ci trova tutti in questo momento obbligati a... Speriamo un momentino di non tornare in zona gialla, che mi pare adesso questo la speranza no? c'è, ma diciamo che noi abbiamo anche cercato diciamo, nell'amministrazione precedente, ma alla fine è una continuità di supportare sia le famiglie che le attività commerciali. Di venire incontro, ecco. Sì, con dei l'attività bandi. commerciale non siamo in questa difficoltà perché effettivamente sono state stangate abbastanza, no? Sì, noi abbiamo fatto un bando per le attività commerciali, uscito a cavallo proprio delle elezioni, per diciamo, supportare con 2.000 euro ogni attività commerciale che aveva avuto una perdita almeno del 30%. Magari non è tantissimo, però per le nostre piccole attività, che sono attività di vicinato, insomma, sicuramente è stato un aiuto. Sì, ecco, poi il fatto che la Pro Maiano abbia continuato a fare il Festival di Maiano sia nell'estate del 2020 sia nell'estate del 2021, con tutte le difficoltà e con tutte le accortezze, è stato comunque un... E poi la Pro Maiano è un punto di riferimento non solo per voi, ma insomma per tutta la regione, perché mi pare ha sempre fatto un'attività di grande livello, no? Assolutamente. Non solo io, mi permetto di dire, per la regione, perché nello scorso weekend siamo andati a Traversettolo, che è il comune gemellato con Maiano, e il comune di Traversettolo ha dato alla Pro Maiano la cittadinanza onoraria, proprio quindi, per insomma, il lavoro che ha fatto non solo a Maiano, non solo in regione, ma proprio quindi anche... ha riconosciuto un'attività molto importante. Ecco, come molto importante è la situazione sicuramente delle risorse, del personale, perché mi pare che tutti i comuni, io faccio sempre questa domanda proprio per capire il polso. Sono stato a Maiano e ho capito che Maiano è un comune molto organizzato, comunque sia anche partecipa, no? Però insomma i servizi vanno in qualche modo coperti. Allora diciamo che noi stiamo da 2 anni senza segretario comunale ed è difficile trovarne uno anche a scavalco, poi essendo un comune relativamente grande, è chiaro che un segretario comunale solo 2-3 ore al giorno non è sufficiente, quindi comunque c'è questa difficoltà. Per quanto riguarda il personale, se fino a quest'anno tutto sommato non potevamo lamentarci, dalla fine di quest'anno per tutto il 2022 andranno in pensione i dipendenti principalmente assunti durante il post-terremoto. Quindi che hanno una storia personale. Che hanno anche una conoscenza, soprattutto dell'ufficio tecnico, una conoscenza del territorio fondamentale per poi dare risposta ai cittadini. C'è qualche difficoltà a fare i concorsi, c'è qualche difficoltà anche a trovare persone preparate, lo dico con coscienza perché io appunto da 3 mesi lavoro in un ente pubblico, quindi ho fatto anch'io questi concorsi. Speriamo che, soprattutto con l'aiuto della Collinare, perché noi abbiamo appunto il personale delegato come funziona la comunità collinare, queste difficoltà possano essere superate, però senza segretario, con la dottoressa Zanor, che è la responsabile della ragioneria, che fa un lavoro eccezionale, ma chiaramente deve fare anche il suo lavoro, quindi... Sì, insomma, deve fare più cose. Più cose, insomma, siamo un po' in difficoltà. Però con Collinare, magari qualche convenzione, qualcosa...
e magari sensibilizzare un po' più la regione, magari Guarda, far massa un po' questi ma avevamo sindaci. fatto, non, chiaramente io sono eletta da 40 giorni, ma a settembre, se non vado errata, la Collinare aveva fatto un ordine del giorno alla Regione per chiedere, per sottolineare il problema dei segretari comunali, che diventa importante. La Regione non ha ancora risposto, e come ha detto giovedì il Presidente dell'Assemblea, noi quindi siamo 15 comuni, cerchiamo di fare massa critica perché i problemi poi organizzativi sono tanti e le risposte vanno date. Probabilmente avete anche tante associazioni, oltre alla protezione civile ovviamente che c'è dappertutto, e che suppliscono un po' col volontariato, non dico adesso negli uffici, ma... Però sicuramente il tessuto associativo, soprattutto a Maiano, ma insomma credo nella zona collinare, è fondamentale e spesso arriva dove il comune non può arrivare, perché Sì. tralasciando le associazioni sportive che fanno un lavoro importante per i bambini, ci sono associazioni a Maiano, ad esempio la Valentino Zucchiatti, che col Covid si è dovuta fermare, però che offre passaggi gratuiti con offerta alle persone anziane, alle persone magari che hanno difficoltà di movimento per raggiungere gli ospedali, per raggiungere i posti dove fanno terapie. Questo è un servizio che il comune non potrebbe dare, quindi se non ci anche fossero le sostenere, associazioni, anche dal punto di vista delle risorse, no? quello sicuramente. Ecco, come risorse, come tasse, come siamo? Allora, noi in 10 anni non abbiamo aumentato le tasse, non abbiamo messo la Tasi mai, quindi abbiamo comunque per fortuna un bilancio solido che ha risentito chiaramente un po' del Covid, perché chiaramente... Quello è una cosa che ormai... Succede a tutti, credo. Sì, sì. Però insomma, per il momento noi non abbiamo intenzione di aumentare le tasse perché appunto riusciamo a coprire. C'è un problema parziale sul centro anziani perché chiaramente è credo una delle pochissime strutture che non ha avuto il Covid all'interno, però chiaramente in questi 2 anni non c'è stato ricambio, quindi... Quello è il problema. Quello è il problema, però per il momento... Senta, il bilancio comunale dà la possibilità di investimenti, di lavori, oltre a quelli ordinari che insomma sono di pragmatica? No, fortunatamente è stato fatto dal sindaco precedente, Raffaella Palladino, un ottimo lavoro sul bilancio, quindi non abbiamo quello che si dice un bilancio ingessato e quindi abbiamo possibilità eventualmente sia di fare mutui, sia abbiamo un avanzo libero piuttosto consistente, quindi abbiamo grandi opportunità, insomma. Ecco, qualche opera Allora, io parto dalla rotonda della Snaidro, come la chiamiamo noi, che era un'opera realizzata, ripeto, grazie anche alla caparbietà e alla tenacia di Raffaella Palladini, che adesso fa anche l'assessore ai lavori pubblici, e che ha permesso dopo 40 anni di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso. È stato finanziato con 1 milione da FVG Strade, ma il Comune ha garantito gli espropri e c'era una casa che è stata acquistata e poi demolita perché la signora era deceduta, con fondi propri, con 250.000 euro. Dopodiché abbiamo in questo momento 900.000 euro dalla Regione per dei lavori al centro anziani e 100.000 euro messi con fondi comunali perché l'importo era da 1 milione per mettere sia in sicurezza da un punto di vista dell'antincendio la struttura, perché insomma sono stati investiti in 10 anni quasi 700.000 euro, però la struttura necessita di lavori costanti e inoltre con questi fondi creeremo anche diciamo un giardino Alzheimer, nel senso un posto dove le persone con deficit cognitivi un po' più importanti possano comunque trovare un ambiente sicuro e all'aperto, insomma, tempo permettendo chiaramente. E poi in questo momento stiamo finendo la pista ciclabile tra Maiano e Casassola col terzo lotto di 300.000 euro. E anche questo è un insieme sia di sicurezza perché
Tra Maiano e Casasola in realtà c'è una strada provinciale dove purtroppo le macchine corrono, quindi è sia una questione di sicurezza per gli abitanti di Casasola per poter arrivare a Maiano, sia anche chiaramente all'interno di una viabilità sostenibile. Quindi ambiente, viabilità, sicurezza mi pare che sono i cardini un po'. Sì, sono quelli su cui abbiamo lavorato e continueremo poi anche dal punto di vista sociale, insomma, un bel Sì. programma. Bene, un evento che vorreste mettere in cantiere, insomma. Allora, diciamo in questo periodo natalizio abbiamo ritenuto di non fare grandi eventi perché, come si diceva prima, non siamo sicuri di che colore saremo fra un mese. È meglio andare cauti, insomma. Piuttosto che mettere in cantiere grandi eventi, preferiamo essere un po' più contenuti, anche se comunque faremo l'accensione dell'albero di Natale, insomma, grazie sempre alla Pro Maiano. Diciamo che stiamo lavorando, stiamo pensando come ogni anno di fare qualcosa a inizio gennaio in occasione dell'anniversario della morte di Don Domenico Zannier, che era cittadino di Maiano, di Casasola e che ha lasciato, storico, e che ha lasciato sia la casa sia soprattutto tutte le sue opere al comune di Maiano, e quindi ogni anno abbiamo diciamo, organizzato un evento. Chiaramente l'anno scorso l'evento è stato fatto a maggio e non a gennaio, però insomma questo sarà. Questo sarà. Questo diciamo, ecco, anche il fatto di fare magari una piccola manifestazione così per Natale, una cosa che tiene vicino un po' la comunità, no? Quantomeno c'è un segnale, ecco, in sostanza. L'accensione dell'albero, poi anche se magari la gente non potrà partecipare, ancora non lo sappiamo, però l'albero illuminato in piazza è sempre un segnale. È un segnale, insomma, ecco. Benissimo, un'ultima domanda, gli enti di decentramento regionale, cosa ne pensa il sindaco di Maiano? Allora, diciamo che noi facciamo parte della comunità della collinare insomma, e quindi da 50 anni, oltre 50 anni noi... Che poi è storica anche delle prime d'Italia, noi stiamo bene. Sugli enti di decentramento io sospendo il giudizio, nel senso che per il momento, oltre a diciamo, aver trasferito le funzioni dell'edilizia scolastica, altro non c'è. Io non ho avuto altro, quindi... Bene, d'accordo, allora con questo no comment in pratica del sindaco di Maiano, che ringrazio, Elisa De Sabat, naturalmente tanti auguri a Maiano, a tutti i cittadini, la sua amministrazione, a tutti quanti. Naturalmente con voi ci vediamo alla prossima con un altro primo cittadino. Questa trasmissione è stata offerta da Bar Trattoria da Gardo.